Questa è una delle porte, ma non è la nostra. Adesso noi andiamo dove ci aspetta la guida e iniziamo il nostro giro. Lo stile della città, delle mura, del castello è uno stile medievale. Sono state costruite le mura nel 1220, quindi 2 anni fa abbiamo festeggiato gli 800 anni della città. Sì, festeggiato tra virgolette perché era l'anno del Covid. Allora, come potete vedere sono di forma ellittica e sono praticamente, immaginatevi come se fosse una torta circolare, una torta rotonda, di qua, tagliata in 4 fette. Quindi ci sono 2 strade principali che tagliano la città in 4 sezioni, e queste 2 strade qui sono praticamente il Cardo e il Decumano, che una volta i romani utilizzavano a Treviso e a est. Questa è la parte più bella secondo me delle mura, perché si vede anche la breccia. Sono praticamente una parte delle mura che è mancante perché è crollata per un cedimento delle mura, perché hanno tolto i terrapieni, che sono praticamente il terreno che vedete qui all'esterno, che è quello che sostiene le mura ancora ad oggi, perché le mura non hanno fondamenta. Qui c'è una zona dove ci sono i giardini pubblici, anche il bar che è sospeso, diciamo che fluttua nel fossato, che ha la particolarità che fluttua nel fossato. E qua si possono vedere i merli guelfi delle mura, che sono la parte finale praticamente delle mura, che è rettangolare. I merli sono rettangolari, e questo stava a indicare che praticamente il castello stava con il Papa, quindi seguiva la volontà del Papa, esatto. I merli ghibellini invece sono quelli a forma di coda di rondine, e adesso li vediamo qui in Porta Padova, che ci stiamo avvicinando, che sono quelli invece nella parte esterna di Porta Padova, piccolini, che sono quelli invece che stavano a indicare che la città stava con l'imperatore. Le mura dicono che siano state costruite in pochissimo tempo, però in realtà sì, non ci sono documenti storici che testimoniano quando le mura sono state completate. Sappiamo soltanto che la costruzione ha iniziato nel 1220. Questa porta qui, che è Porta Padova, è la porta più bella tra le 4, appunto perché la città, vedete di qua, è stata costruita, è stata costruita dal libero comune di Padova. Quindi diciamo che i cittadini volevano rendere omaggio alla città di Padova per aver costruito le mura, e quindi gli hanno dedicato la porta più bella. Questa è la riva dell'ospedale, infatti qui c'è l'ospedale di Cittadella, e qua vediamo la parte nuova delle mura che è stata rifatta completamente, ed è la seconda breccia del camminamento, che è questa qui praticamente dopo il ponte, dove si vede il quadrettone di mattoni nuovi. Questa breccia qua è stata fatta così perché si voleva dare intanto si doveva completare il percorso, quindi renderlo percorribile, e nel 2013 praticamente è stata costruita quest'ultima parte, che ha finito il restauro delle mura, che è cominciato negli anni 2000. L'hanno fatto così per fare un distacco appunto tra nuovo e vecchio, e l'hanno fatto a modalità tunnel, cioè praticamente un tunnel che va cioè si passa in mezzo praticamente ai due lati delle mura. E questa breccia qui era stata fatta per mano dell'uomo, infatti non so se avete visto, ma era perfettamente rettangolare. Di solito un crollo non è così perfetto, e infatti è stata fatta dalla mano dell'uomo perché quando sono venuti qua gli austriaci, dopo vi racconto anche chi ha vissuto, chi ha governato qui nella città. Se volete facciamo un altro giro, così nel frattempo finiamo la spiegazione. Ci fermiamo qua, perfetto, seguiamo l'altro autobus. Siamo arrivati a Porta Treviso nel frattempo. E vi dicevo che gli austriaci hanno praticamente cominciato, quando sono venuti qua a governare,
la distruzione del castello, perché sono arrivati in un periodo storico in cui le mura non servivano a niente, perché era già stata inventata la polvere da sparo, e la polvere da sparo con i cannoni, e sono state inventate nuove armi. Appunto, essendo inventate nuove armi con i cannoni e tutto, le mura non... E poi completato nel 1831. Questo teatro è sempre stato utilizzato per più che altro spettacoli di prosa, quindi poesie.
Lega.